Sant'Antonio, quindi il santo protettore di tutti gli animali. Noi lo festeggiamo sempre in canile ormai da diversi anni. Partecipa sempre Don Alberto Bonandi, che è il parroco della parrocchia di Sant'Egidio, che benedice sia i nostri cani presenti in struttura, i gatti dell'altra associazione, che è l'Associazione Gatto Randagio, che è la nostra vicina, e poi abbiamo anche noi un piccolo gattile sanitario, e quindi oggi era dedicato a loro, ai cani degli ospiti, delle persone che ci sono venute a trovare, e anche di tutti gli altri animali, naturalmente quelli da reddito, quelli da utilità, che hanno il medesimo diritto. Ecco. Quindi è una giornata per noi molto importante e di festa. Il canile ospita una media di 100 cani, cane più, cane meno, e siamo aperti al pubblico nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica pomeriggio. Nel fine settimana è possibile portare anche i cani in passeggiata, quindi il pubblico può accedere alla struttura, può conoscere i nostri cani anche per un'eventuale futura adozione, quindi donare un po' di piacere ai nostri ospiti, che purtroppo vivono per la maggior parte del tempo in un box e quindi non vedono l'ora di uscire o con i volontari, che sono circa una quarantina in questo momento, oppure con le persone che ci vengono a trovare. Le adozioni fortunatamente sono in buon numero, sono parecchi anche gli ingressi, perché ci aggiriamo sui 200 ingressi all'anno, però ci sono un buon numero di adozioni, 170-180 alla fine del 2018, per cui siamo molto contenti di questo. Ecco. Quindi accogliamo sempre volentieri i visitatori. Il martedì e venerdì pomeriggio è possibile visitare la struttura, chiedere informazioni e parlare anche con il gruppo adozioni, che si occupa proprio di trovare una famiglia ai nostri cani. Per intercessione di Sant'Abate, Antonio Abate, grande monaco egiziano, fa che sappiamo usarci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona festa. Grazie a voi. Noi di Gatto Randagio appunto siamo qua tutti i sabati, tutte le domeniche e vi aspettiamo. Quello che facciamo cos'è? Soccorrere i gatti in difficoltà, cercare di trovare loro una casa e cercare di curarli appunto se hanno dei problemi particolari. Noi li sfamiamo. Siamo circa una quindicina di volontari e ci troviamo qua tutti i giorni, almeno due per volta, per cercare insomma di garantire un servizio continuativo sia nella cura che nel somministrare le terapie ai nostri animali. La nostra struttura ne ospita circa una cinquantina, più tutti gli stalli che abbiamo in Mantova e provincia, che sono circa una ventina, anche di più. Ogni anno gli ingressi superano di gran lunga poi quelle che sono le adozioni, diciamo che ogni settimana ne andranno via almeno uno o due, ecco, però massimo. Abbiamo un sacco di richieste di aiuto, non solo dalla città ma anche da fuori città, e cerchiamo insomma di canalizzarle, cercare di soddisfare tutti appunto per non lasciarli in strada, però ecco, questo è abbastanza un periodo di crisi per noi e cerchiamo nuovi volontari che siano pronti ad aiutarci e anche ad adottare qualche gatto, ecco. In occasione della festa è stato preparato anche un piccolo buffet a cura, autogestito, diciamo, a cura dei nostri volontari, che si occupano ovviamente non solo di questo, ma di tutta la gestione della struttura, dall'accoglienza al mantenimento, alla somministrazione dei pasti, alla pulizia, e poi ovviamente anche le cure sanitarie quando è necessario. Abbiamo un responsabile di struttura, un veterinario professionista, che si occupa anche di valutare tutte le varie problematiche dal punto di vista sanitario.